my heart can't stop it. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video non per gli attacchi né per difese, ma per farvi vedere dei replay che alla fine sono attacchi, ma sono diversi perché sono particolarmente fantastici. Insomma, avete presente quando voi farmate, cercate, fate skip, sto qua cazzo mi dà solamente 1000 di oro, ci perdo anche in ricerca. Ecco ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video per farvi vedere due, non uno ma ben due replay da oh shish. Insomma, il primo replay che vi farò vedere è veramente epico. Sì, mi state già mandando a fanculo dicendo che perché cazzo non ce lo fai vedere e ci stai parlando addosso? Ecco, scialli, ora vi faccio vedere il replay. Il primo replay che vi farò vedere è praticamente me l'avete mandato uno di voi, diciamo un mese o 2 mesi fa. Purtroppo è rimasto nel mio telefono e non ho mai avuto il tempo per registrare questo video qua. Insomma, mi è stato mandato dal giocatore The Duff del clan Universitar, perciò ringrazio questo giocatore che mi ha mandato questo veramente epico, veramente un attacco epico. Insomma, il giocatore è Mike del clan Take It All, prendi tutto. Oh, è un clan farming, insomma, praticamente questo giocatore qua ha lasciato tutto, tutte le risorse e un unico buco del villaggio. Insomma, ha detto prendimi tutto e insomma il nostro giocatore amico The Duff ha preso persino le coppe, insomma ha fatto un bellissimo 100%. Vabbè, anche perché il villaggio era veramente facilissimo. Ha sfondato con le mongolfiere ed è riuscito a fare veramente, cazzo, un attacco strafarming, 2 milioni di risorse con un unico attacco. Guardiamo qua che mette anche le mongolfiere perché sto qua mi sa che stava scalando, stava tentando campione o anche di più. Oh shish, ha messo anche il re barbaro, vediamo come sta distruggendo tutto ragazzi. 87, 89, 91, 93, 98, 100%. Caspiterina, quasi 2 milioni di risorse e 6.000 di nero. Ragazzi, il secondo replay che vi farò vedere è quello che mi è stato condiviso da un mio compagno di clan, Fabrizio, che lo saluto. Anche questo attacco qua mi è stato condiviso parecchio tempo fa, purtroppo non ho avuto mai tempo di registrare questo video qua, insomma ve lo propongo solo oggi. Come potete vedere in questo attacco qua il nostro amico Fabrizio ha avuto un sedere veramente micidiale, l'avete visto? Più di 2 milioni di risorse, purtroppo non aveva tantissimo di nero, anche se 2600, caspiterina, non sono pochi. Purtroppo il nostro amico Fabrizio non è riuscito a rubare tutto, vabbè cazzo ve l'ho spoilerato. Insomma, come potete vedere aveva truppe da farming pesanti, perciò non poteva entrare, anche perché gli mancava il re barbaro. Ragazzi, guardate in mezzo quante risorse aveva sto qua, mamma mia, guardate le bocce di Elisir, sono delle bocce bocciose, sono delle bocce rosa, bocciose. Oh shish, vediamo che il nostro amico Fabrizio sta tentando una penetration, ha messo una fila di barbari per ripulire l'esterno. Forse non entra ragazzi, ha ancora la regina degli arcieri, vediamo cosa fa perché ormai non mi ricordo neanche io com'era il replay perché è rimasto nel mio telefono per veramente tantissimo tempo. Oh shish, sta entrando, ha messo la regina ragazzi, sta entrando. Non penso che prenderà tutto, anzi penso che prenderà 1 milione. Oh cazzo, guardate l'oro, 900.000 di oro, un attacco, è un record, praticamente lui penso che non gli interessava tanto dell'elisir ma gli interessava dell'oro, aggiungendo il bonus supera il 1.000.000 di oro, insomma qua vediamo che fulmina anche. Allora ragazzi, 1 milione di oro con il bonus è veramente tantissimo, questi due attacchi sono stati veramente fenomenali. Ditemi sotto nei commenti se avete fatto degli attacchi simili o avete dei replay con queste cifre di risorse. Potete mandarmelo a queste email che vedete qua sopra impressione. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto farò una top 5 degli attacchi farming più epici o una top 5 degli attacchi più epici in Clan War. Ditemi sotto nei commenti cosa volete perché oggi 11 settembre sono all'Expo. E quando torno finisco veramente le mie vacanze e riprendo seriamente con i video, perciò vedrete un video ogni 2 o massimo 3 giorni. E come al solito spero che vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento e ragazzi ricordatevi di seguirmi anche su Instagram, questo qua è il mio nickname, comunque mi trovate anche se scrivete Kayang su Instagram
Questo era tutto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto e come al solito lasciate un like e un commento e come potete vedere non so sono le 23, perciò non sono le 11, è tardissimo, io vado a letto e ci vediamo un altro giorno.